E torniamo alle notizie dall'estero con le presidenziali in Francia, ultimi comizi prima del voto di domenica che deciderà i partecipanti al ballottaggio finale. Marine Le Pen recupera terreno su Emmanuel Macron. In diretta c'è la nostra corrispondente da Parigi, Nicoletta Manzione. Eh sì, sono ore frenetiche di comizi, interviste e ologrammi che ha usato Mélenchon, candidato dell'Unione Popolare, nome storico della sinistra radicale francese. Come avete detto, Macron rimane il grande favorito nei sondaggi, ma in discesa. Secondo un sondaggio dell'ultima ora è sceso al 26,5%, Marine Le Pen sale ancora al 24%, dunque solo 2 punti di distacco tra loro due che non sono mai stati così vicini. Bisogna capire che questa elezione si svolge in un contesto estremamente teso per la guerra in Ucraina, che ha effetti diretti e concreti sulla vita dei francesi. C'è stata un'impennata dei prezzi sia di generi alimentari che dell'energia. Ma ritornando ai sondaggi dell'ultima ora, risale appunto Mélenchon, che arriva al 17% delle preferenze. L'altro candidato dell'estrema destra, Zemmour, scende nei sondaggi ma continua nelle provocazioni. Ora è contestata anche la Z dei suoi manifesti, perché viene identificata con la Z della guerra in Ucraina di Putin. E da Parigi è tutto. Viaggio a sud dal centro dell'Ucraina verso il